Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman Napoletano. In questo nuovo video, dopo la serata di giri, è andata male. Non so se avete visto il video del post partita di PSV Napoli. Se sì, andatela a vedere, mi raccomando, e commentate lì se la pensate come me oppure no. In questo video andiamo non parleremo proprio di calcio perché non ci stanno notizie, però visto che oggi ho acquistato il box da 5 euro e le carte arena nel mio primo box, lo sono andato già ad aprire, ho visto già le carte, non tutte, però so che che nel box c'è la limited edition, che andremo a vedere per ultima. Se non sbaglio ci sta quella per esempio di Yildiz, Lautaro, McTominay e De Bruyne. Io spero in una di De Bruyne o McTominay ovviamente. Però andiamo a vedere. Allora, un attimo solo che prendo le carte, ora skipperò un attimo il video. Per voi passeranno un secondo e per me passeranno 2 minuti. Vabbè, lo faccio subito. Eccomi ragazzi, scusate per l'attesa. Allora, sono andato a prendere le carte. Eccole, la limited edition ovviamente è imbustata. Vabbè, andiamo a vedere. Come prima carta vediamo Nicolo Fagioli base. Eccola. Tra l'altro non so se, non mi ricordo se ve l'ho già detto, però una delle prime carte della nuova collezione. Poi abbiamo il simbolo del Como, il logo del Como. Eccolo. Tra l'altro, quelli dell'Adrenaline stanno facendo belle carte dalla stagione di 2024 stanno tirando fuori delle belle chicche. Per esempio, qui davanti a me una carta dell'Atalanta, eccola, è bella secondo me. Dalla 23-24 sono belle carte. Poi ovviamente della 22-23 mi piacevano solo quelle speciali stella. Poi non è che mi facevano impazzire quelle carte là. Vabbè, poi abbiamo questa qua del Genoa, abbiamo Torbsi, scusate per la pronuncia, tifosi del Genoa. Poi abbiamo Alessandro Deiola del Cagliari, eccola, base, versione base. Ehm, Poi abbiamo il secondo portiere dell'Inter, Joseph Martinez, base. Ehm, Poi una cosa che praticamente l'Adrenaline fa l'applicazione, potete grazie ai suoi codici che al momento non trovo, non so perché, vabbè, li avrò lasciati di là, e poi magari dopo li andrò a prendere, però probabilmente no. Però vabbè. Se scansionate quei codici con l'applicazione potete avere le bustine gratis. Vabbè, ora passiamo al difensore del Parma, Alessandro Circati, eccolo, versione base. Poi abbiamo Sar, attaccante del Verona, versione base, eccola. Poi abbiamo un'altra carta del Parma, abbiamo Jacob Ondrejka. Scusate se il giocatore del Parma sta vedendo questo video, ma non pensa. Mi scuso per la pronuncia. Ecco la versione base. Poi abbiamo il difensore del Torino per Scus, versione base, logo del Milan, questa carta è stata fatta molto molto bene. Comunque l'ho trovata una delle tante delle tanti scanner da fare. Eccolo, scansionatelo, mi raccomando. Ehm, Poi avete una bustina gratis per ricordarvelo. Poi abbiamo il centrocampista dell'Udinese, versione base. Scusate per la pronuncia, sto per dire Jesper Karlstrom. Eccolo. Poi abbiamo Alessandro Romagnoli della Lazio, il difensore della Lazio, versione base. Poi abbiamo Daniel Boloca, versione base, centrocampista del Sassuolo, eccolo. Poi abbiamo Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, eccolo. Poi abbiamo
il centrocampista del Sassuolo, Torstvedt, scusate se per la pronuncia, eccolo. Prima carta top del pacchetto, del box, scusate, che è il difensore della Juventus, Andrea Cambiaso, base, però se non sbaglio, sì, è speciale, non viene detto che è speciale, però se andate a metterlo un po' in controluce capite, c'è un bel effetto. Non ve lo posso far vedere qui in video, però se andate a prendere il box e vi esce un Andrea Cambiaso, una carta simile, andate a vedere, è bellissimo questo effetto. Poi abbiamo il centrocampista della Cremonese, Jari Van de Putte. YouTube non è una parolaccia del giocatore, perché sennò YouTube me lo banna. Il centrocampista della Cremonese, eccolo. Poi abbiamo un'altra carta top di una squadra top, cioè il centrocampista del Milan, Alex Jimenez. Eccolo. Poi abbiamo Giovanni Fabian, una carta l'hanno fatta molto bene, che per chi non lo sapesse è il centrocampista del Bologna. Eccolo. Poi abbiamo un'altra carta top, Capitano, quindi ancora speciale. Mattia Zaccagni, la più alta della Lazio, molto bella. Ecco, questa carta è un'altra della carta di controluce, quindi speciale. Poi abbiamo un'altra carta, il giocatore top, cioè il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. Allora, eccolo. Capitano, vedete come ve lo faccio vedere. Dovrebbe stare, eccolo. Poi abbiamo il tridente del Verona di Ghilardi, Mosquera e Suslov. Carta speciale, doppia carta speciale, cioè una carta speciale di due tipi, perché una è contro luce e poi è perché è tridente. Poi un'altra carta top, cioè il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio. Ora, al momento ancora niente per il Napoli. Poi abbiamo Orsolini, carta top, eccolo, attaccante del Bologna. Poi abbiamo un altro, poi abbiamo una carta che l'hanno fatto quest'anno, una nuova edizione, il doppio degli attaccanti dell'Udinese stagione 23-24, scusate, 24-25, però aggiornata alla 25-26, c'è Luca e Davis. Non è guardate, non è della scorsa stagione, però come vi ho detto è speciale perché ci sta Luca che diciamo rende questa carta speciale, essendo una carta, una nuova edizione e una tra virgolette ristampa modificata. Poi abbiamo una stella, la prima stella del pacchetto se non sbaglio, cioè l'attaccante della Lazio, Castellanos. Guardate che bella carta, molto bella devo dire. Poi abbiamo Scamacca, base, ecco. Poi abbiamo un'altra Air Force, i difensori del Cagliari. Vi ricordo che questa Air Force, da quanto ho capito, sarebbe un doppio tra due giocatori dello stesso ruolo, cioè Rupert e Mina, i due difensori. Poi abbiamo prima carta per il Napoli, Alex Meretto, carta base, pure questa molto bella, hanno fatto molto bene per il Napoli. Poi un'altra carta dell'Inter, ora ho visto quella limited edition, non mi spoilerò niente, un'altra stilla, Super Stilla, anzi questa non è una stilla, un attimo solo, ah no, pure Castellanos e Super Stilla, sono due carte ancora più rare da quanto so, Thuram, eccola. Poi l'ultima carta del mazzo, limited edition, imbustata, mi raccomando, se la trovate non mettetela, non la togliete perché può valere tra 3, 4, 5 anni, può valere un botto di soldi. Eccola, è una limited edition kick off. Guardate qua, guarda, Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter. Bene ragazzi, grazie a tutti per la... Ora le metterò nell'album le carte. Grazie a tutti per la visione, lasciate un bel like e fatemi sapere qui sotto nei commenti che ne pensate di queste carte. E mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Ciao!